Con questa domenica, 18ª del tempo ordinario, il Vangelo inizia a proporci il grande discorso eucaristico del capitolo 6 di San Giovanni. Domenica scorsa ci è stato proposto il segno compiuto da Gesù e in questa e nelle prossime domeniche leggeremo di seguito il discorso che Gesù tiene per commentare il segno. Di fatto, il giorno dopo aver mangiato gratuitamente quel pane, la folla continua a seguire Gesù, gira a piedi intorno al lago per precederlo. E Gesù inizia il discorso chiaramente dicendo: oggi non ve ne do più. Voi mi cercate perché ieri avete mangiato gratis e siete venuti perché sperate di avere di nuovo una offerta gratuita. No, non avete capito il segno. Io ho compiuto un gesto significativo. Volevo significare qualcosa. Volevo mostrarvi che ho la possibilità di nutrire ogni vivente. Datevi da fare, quindi, non per il pane che perisce, ma per quello che rimane. Gli chiedono che cosa dobbiamo fare. Risponde: l'opera consiste nel credere, cioè nel fidarsi di Gesù, nell'accogliere la sua persona. E Gesù a questo punto si presenta come il pane di vita, colui che è stato dato da Dio Padre per saziare la fame dell'umanità. E fa il paragone con il dono della manna nel deserto. Importante è questa frase: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero, che sarei io. C'è un contrasto forte fra Gesù e Mosè. Gesù applica a se stesso la qualità della manna, dicendo che quello che aveva fatto Mosè durante l'Esodo nel deserto era semplicemente un segno, un indizio preparatorio. La realtà piena è la presenza di Gesù. Lui è quello vero, il pane vero dato da Dio, il pane che viene dal cielo. Intende anzitutto la parola. Egli è la parola di Dio fatta carne e in quanto parola di Dio è nutrimento per il mondo. Giustamente, quindi, come prima lettura ci è proposto il testo dal libro dell'Esodo che narra il dono della manna nel deserto. Il capitolo è molto lungo, solo alcuni versetti ci sono proposti. È un testo di tradizione soprattutto sacerdotale che utilizza questo fatto per dare delle norme sul sabato, per mostrare come la provvidenza di Dio chieda agli uomini la fiducia e il rispetto del riposo sabbatico. La manna è un fenomeno naturale, conosciuto e spiegabile. Si tratta di un insetto del deserto che, pungendo un particolare tamerisco, produce delle gocce lattiginose che cadono sul terreno e vengono portate dal vento.
I nomadi del deserto raccolgono queste palline bianche, le pestano e le usano come farina. È un modo per cucinare il pane non avendo la possibilità nel deserto di coltivare grano o cereali. Israele, nella sua esperienza di nomade nel deserto, condivise questa possibilità di mangiare un cibo strano che i popoli sedentari non adoperavano. Giocano sulla parola man, che è semplicemente il pronome interrogativo, che cosa? Man u, che cosa questo? È una etimologia popolare per spiegare il nome che precede Israele ed è utilizzato nella penisola del Sinai per indicare questo alimento particolare, man. Si domandano che cos'è? È una cosa strana. È un pane che non viene coltivato dalla terra, ma viene portato dal vento, come se arrivasse dal cielo. I teologi di Israele hanno spiegato la manna come un dono di Dio. È la provvidenza che ha guidato il popolo nel momento della necessità. Durante quegli anni in cui hanno vissuto nel deserto senza coltivare la terra, non è mancato l'alimento. La manna si raccoglieva giorno per giorno, al venerdì c'era razione doppia, perché al sabato non ce n'era, in modo tale che non lavorasse nessuno. Se qualcuno ne raccoglieva troppa, marciva, per insegnare ad accontentarsi di ciò che è il pane quotidiano. Quella del venerdì durava per 2 giorni. È un modo teologico, quasi canonistico, per insegnare il rispetto della settimana, la necessità del riposo, la fiducia in Dio che dà il pane. Al Salmo responsoriale noi applichiamo questo fatto alla nostra concreta situazione chiedendo: donaci Signore il pane del cielo. È chiaro che non gli chiediamo la manna, gli chiediamo il dono della vita, di quella parola che ci fa vivere. Il Salmo 77 riprende vari episodi dell'Esodo, fra cui anche questo della manna. La seconda lettura indipendente ci propone ancora un brano dalla lettera agli Efesini, sempre al capitolo 4, in cui l'Apostolo parla di un cambiamento. Divenuti cristiani vi siete svestiti dell'uomo vecchio e vi siete rivestiti di Cristo. Avete imparato Cristo, avete imparato a conoscerlo e allora vivete secondo il suo stile. L'uomo nuovo, che è Gesù Cristo, diventa un habitus, cioè un modo di essere, una nuova connotazione della persona, del modo di pensare. In questo modo noi mangiamo quel pane che è Gesù. Mangiare la sua parola vuol dire assimilarla, farla diventare nostra, finire col pensare come pensa Gesù. Donaci, Signore, questo pane, nutri la nostra mente e facci diventare simili a te. In questo modo noi compiamo l'opera che Gesù propone, credere in colui che il Padre ha mandato, darci da fare per ciò che permane e dura per la vita eterna.